Chi ha responsabilità politica e ha responsabilità nell'economia, nella finanza, ecco, ha delle responsabilità in ordine a queste morti. Il Signore credo chiederà conto a loro. Conosceva personalmente la famiglia del 46enne artigiano suicidatosi, Don Antonio Genovese, parroco di Spinea. Un dolore grande, immenso, racchiuso nel cuore dello stesso sacerdote, che tocca con mano la disperazione delle famiglie in tempo di crisi. Ed è quasi un anatema quello che lancia nei confronti della classe politica, colpevole di non agire, di lasciare affondare nel dramma famiglie e aziende. Della loro indifferenza, del loro tergiversare, della loro incapacità di affrontare in modo realistico i problemi, non ideologico. E la vita umana è sopra ogni cosa e quando si arriva a questi gesti evidentemente qualcuno è arrivato alla fine. Aziende sull'orlo del fallimento, molte già chiuse, disoccupazione, cassa integrati, piccoli artigiani a spasso. Il quadro del ricco nord-est sta cambiando drammaticamente pelle. La situazione italiana del debito dello Stato nei confronti dei privati e delle imprese è quello che sta uccidendo le imprese. Ma la colpa, dice Sbalchiero, non è tutta dello Stato centrale. C'è anche qualcuno che ne sta approfittando, perché chi ha venduto le aziende? E le aziende oggi non sono più qui e hanno lasciato la manodopera disoccupata qua. Beh, hanno una parte di responsabilità. E l'Associazione Costruttori Edili di Venezia suggerisce di pagare i politici in base ai risultati, mentre da Confindustria, sempre Venezia, arriva un appello a imprenditori e artigiani a resistere. Continuiamo a fare bene il nostro lavoro, alziamoci comunque tutte le mattine, diamo la dimostrazione seria che la moderazione, il lavoro sarà la vera rivoluzione. Sappiano tutti che faremo i conti, ci sarà un momento in cui si tireranno le linee, non ci dimenticheremo di niente.